Rimaniamo in tematica di degrado e di insicurezza. Oggi abbiamo incontrato un 51enne lavoratore socialmente utile, Marco Ballarin, e ci ha un po' aperto gli occhi sul discorso insicurezza in uno dei quartieri della città, a Villanova di Pordenone. E lui è diventato nel suo piccolo una sentinella. Parla di situazione di degrado, spaccio di droga e addirittura prostituzione minorile, il servizio. Specie nel Parco San Marco c'è tanti buletti, c'è prostituzione, droga, però noi residenti siamo stufi di vedere questi disagi nel nostro quartiere, anche perché ci sono dei ragazzini, c'è una scuola vicino. Lei mi diceva che più volte ha chiamato la polizia perché in orario serale ci sono dei movimenti sospetti. Sì, ho chiamato la polizia parecchie volte, sono intervenuti, però anche loro non possono fare altro, venire e loro scappano. Perché... Ci può raccontare qualche episodio che lei ha visto con i suoi occhi? Episodio? Che tra altre cose più volte lei è dovuto intervenire per ripulire il quartiere. Episodi, uno lì al Parco San Marco, due ragazzini che si prostituivano, dei ragazzini che spacciavano la marijuana, cioè bustine che se spacciavano si davano i soldi. Poi magari per passare inosservati qualcuno lascia la droga sotto un cassonetto, qualcuno lascia i soldi, poi qualcuno torna, li prende e così il giochetto si fa, no? Esattamente. Cioè, questo non va bene a un quartiere, non va bene a un quartiere non solo di Milano, ma qualsiasi quartiere. E io penso che le forze dell'ordine, spero che si sentono queste mie parole, che intervengono più spesso, anche i vigili se possibile. Che orari sono quelli da bollino rosso? Soprattutto quelli serali o a tutte le ore del giorno succede? I bulli del nostro quartiere anche il pomeriggio. Per gli altri sono stranieri anche dalle 8:30, 10 al parco San Marco. Comunque la maggior parte di loro sono stranieri? Stranieri, sì. Cosa dicono i residenti di Villanova? C'è una preoccupazione di fronte a certi episodi, anche perché sempre di più vengono coinvolte persone giovani. Sì, sono un po' preoccupati, quelli che sanno, quelli che non sanno, cioè non si informano, non so. Poi... Ci vorrebbero le cosiddette ronde volontarie. No? Persone che magari in forma del tutto volontaria si mettono a disposizione della comunità, girano e segnalano determinati episodi alle forze dell'ordine. Anche perché se c'è qualche volontario sarebbe molto meglio in questo quartiere, anche per le forze dell'ordine dargli una mano. Comunque il suo impegno non si esaurisce qua, anzi continuerà a segnalare determinati... Continuerò sempre a battermi contro questi piccoli terroristi, possiamo dire. Non voglio dire parole grosse, ma piccoli terroristi. Questa è la situazione che si respira a Villanova, quartiere di Pordenone. Ha sentito Raffaele Padrone, vice segretario nazionale della FSP Polizia di Stato? Persone che hanno bisogno, cosiddette sentinelle di quartiere, addirittura propongono l'istituzione delle ronde volontarie, persone insomma che guardano, monitorano il territorio e poi eventualmente chiamano le forze di polizia. Come vede queste figure? Ben ritrovati e grazie, ma questo è il risultato di quello che andiamo gridando, dicendo, anche se veniamo additati, anzi vengo additato perché molte volte ripeto l'argomento del numero delle forze dell'ordine a Pordenone presenti nel territorio. Tanti anni fa, ma non molto, circa 3 anni fa, il Ministero, non potendo, quindi il precedente governo, non potendo far fronte alle richieste sul territorio di personale, di uomini della Polizia di Stato, di Carabinieri, cosa ha fatto? Ha tolto le cosiddette poliziotti di quartiere, i carabinieri di quartiere. Questo è il risultato. Allora, nelle grandi città hanno mantenuto l'esercito, a Pordenone era stato proprio con l'attuale sindaco Ciriani a avere in città il poliziotto di quartiere, cioè il poliziotto, il vigile di quartiere, ma la ronda militare doveva essere quello che vigilava unitamente alla polizia e ai carabinieri. Io lì attaccai benissimo
quindi non mi nascondo dietro a nessun dito. Io ho detto no, perché se così succede il poliziotto deve accompagnare i 2-3 militari, il carabiniere deve accompagnare 2-3 militari peraltro disarmati, quindi nessuna forza di fuoco a contrastare la criminalità. E non solo, ma togliendo una persona dall'ufficio, che ripeto, dall'ufficio prevenzione di pubblica sicurezza, veniva a mancare un elemento che poteva servire a costituire una macchina in più. E lì ci furono delle polemiche. Questa polemica chiaramente arrivò in tutte le questure d'Italia, tant'è che mancando uomini il Dipartimento si vide costretto a eliminare il poliziotto di quartiere. Ma pensate, l'avete sentito da una persona comunissima, che quanto bisogno ha la gente di vedere la polizia per la strada. Allora, benvengano, dico sempre, benvengano i supporti, benvenga il progetto che ha avuto il sindaco Ciriani a Pordenone di istituire queste cose, poi le polemiche politiche, no ma non sono gratis, si pagano. È ovvio che poi ci sarà un contratto con queste persone, non mi interessa sapere neanche di quanto, ma è sempre un occhio, una sentinella che gira e che può dare dell'informazione chiaramente alle forze dell'ordine, perché non devono mai agire da sole, e mi pare che questo nella collaborazione anche con la Polizia Municipale di Pordenone sta funzionando. Allora diciamo, avere un poliziotto in più a Pordenone significherebbe anche questo. Ritorniamo sui numeri, sa benissimo che Pordenone è stata, come altre città d'Italia sono state escluse, ma Pordenone in primis è stata esclusa da ricevere delle persone, dei nuovi agenti, e auspichiamo che ci sia veramente un'infornata che però comporterebbe avere sicuramente nel territorio nazionale polizia nuova da qua a 3 anni, perché il ministro... Vanina Gabba qua si è preso un impegno, ha detto arriveranno anche a Pordenone degli agenti, ho incontrato personalmente Sì, io quando la settimana scorsa parlai anche di qualche numero, no? Di 5-6 persone che dovrebbero giungere a Pordenone. Io dico, so che il ministro ha bloccato dei movimenti, questo ve lo posso dire, si ricorda di questo ultimo corso di 200 nuovi agenti che escono il 13 di febbraio, quindi ha un po' bloccato la movimentazione di questo. Non so se vuol mettere mano veramente a tutte le città d'Italia, chiaramente sono 1148 uomini, però insomma distribuiti diversamente da come hanno prospettato. Il problema è che c'è già una graduatoria, c'è già un nominativo di un collega che va lì, di un altro collega che va là, e diventerebbe difficile la modifica. Se vuole invece attuare un sistema di mobilitazione interna a tutti quelli che richiedono di venire a Pordenone, ma in tutte le città d'Italia, pensate che a Pordenone ci sono ben 80 domande di gente che è fuori Pordenone, fuori regione, non fuori solo Pordenone, ma fuori regione, sono ben 80 persone che chiedono di venire a Pordenone. Però essendoci il blocco di questa classifica, di questa gradatoria, diventa un po' difficile. Allora, il Ministro, io so, oggi ha bloccato un po' quello che è la nuova movimentazione di personale, speriamo di avere notizie in breve. È chiaro che io ho quei numeri, adesso vediamo se fanno parte di ripescaggio, non di quelli perché sono già stati assegnati, ve lo garantisco, ma se c'è una movimentazione di personale che potrebbe essere... Invece ha notizie di quella signora che lei per cose bravo, ha prontamente soccorso dopo un incidente stradale? Sì, venerdì c'è stata una fuoriuscita di strada volontaria sulla A28 e anche lì c'è da discutere. Guarda, direttore, io stavo percorrendo l'autostrada dopo l'uscita di Villotto in direzione Pordenone, ero in corsia di sorpasso e ho notato un'autovettura
incapottata all'interno del fosso adiacente al lato destro dell'autostrada. Quindi ho dovuto per forza di cose rientrare a circa un chilometro dal punto. È chiaro, non curante sprezzante del pericolo. Ho inserito la retromarcia e ho fatto l'autostrada in una manovra un po' azzardata, fortunatamente con molta attenzione, insomma la guida la conosco bene, sì, la guida la conosco, e sono riuscito a tirare fuori questa signora che la voglio salutare, la signora. Come sta? Meglio? Loredana, sì, era chiaramente l'anziana, era una persona anziana e quindi era spaventata e praticamente penso abbia avuto un piccolo malore, purtroppo, e ha avuto questo incidente, ma fortunatamente non si è fatta nulla se non lo shock di ritrovarsi, svegliarsi e trovarsi nel fosso. Fortunatamente lì acqua non ce n'è, l'erba ha attutito il ribaltamento dell'autovettura e quindi insomma, tutto è bene ciò che finisce bene. E però anche al nostro Raffaele Padrone. Grazie, però voglio dire, sono passate tantissime macchine, se ne fosse fermata una. Allora o la gente corre perché ha fretta o perché la gente guarda il cellulare, ma vedere una macchina in mezzo alla strada, uno che tenta, va nel fosso, insomma, io avevo sul giubbettino carta di cioè era alle 11 di mattina, non mi dite che di notte non si vede, una macchina, nessuno. Comunque le chiedo, grazie a lei, perché la signora poi mi ha detto, fortunatamente è lei della polizia, grazie a Telepordenone, ho detto signora pensi a lei, no a Telepordenone in questo momento. Raffaele Padrone nel suo piccolo è visto. Va bene. Complimenti a Raffaele Padrone, vice segretario nazionale della FSP Polizia di Stato. Grazie al dottore, ci vedremo la settimana prossima. Cittadino moldavo arrestato dalla polstrada di Palmanova per guida con un'auto rubata al servizio.